6 minuti ci sarà la partenza. Ricordiamo allora il tracciato interamente in linea lungo la pista ciclopedonale che percorreremo nella sua totalità, tranne ad Arma di Taggia con una breve deviazione sul centro urbano. Rientreremo poi sulla pista fino al traguardo, zona Pian di Poma a Sanremo. Quando passerete dal Casinò, che troverete alla vostra destra, saremo a 2,5 km dal traguardo. L'arrivo sarà all'interno del campo d'atletica, un po' come avviene nelle Olimpiadi, con il giro finale dove il pubblico e i vostri accompagnatori potranno accogliervi per questo giro, che poi sono i 300 metri, perché saranno 3/4 di giro veramente i più belli. Saremo accolti dalla musica dei Lost in Blues, che dalle 21:30 poi allieteranno il percorso finale con un concerto dal vivo. Prima vi ho ricordato i numeri di questa edizione. In totale la Run for the Waves 2024 conta 765 concorrenti, 379 nella mezza maratona, 294 nella 10K e 91 nella Family Run. Le altre due gare sono già partite, quindi non vi incrocerete. Loro arriveranno verso la fine di Sanremo in zona Tre Ponti, ma ormai avranno già fatto il giro di boa, quindi non ci saranno neanche problemi di incrocio. Allora, ancora un po' di musica e tra 4 minuti la partenza. Allora, volevo dirvi una cosa importante. La cosa importante è 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon divertimento ragazzi, ha preso via la Run for the Waves 2024. Godetevi questo percorso, 21 km e 97 metri lungo la pista ciclopedonale del Ponente Ligure. Tempo ideale, non fa troppo caldo, non fa troppo freddo, siamo anche ombreggiati in questo momento. Ogni 5 km avrete il ristoro, non mangiate troppo perché so che c'è anche qualcosa di buono da mangiare, tipo focaccia sardenara. Vuole la focaccia signora? E allora la faremo trovare. Chi chilometro vuole? A tutti! Guardate che serpentone, che spettacolo! Non andate troppo veloci perché io devo arrivare a Sanremo ad accogliervi col microfono e devo andare a recuperare la macchina. Buon divertimento ragazzi! Dice elettrica, vado a tornare, ma non è che lui è fermo, attenzione. Vai che ce li hai lì, vai che sono lì! Vai! Ma sei sicuro che c'è un motore? Il ciclista è più bello! C'è uno con la maglia rossa. E io? Vai con! Vai qua! Bravi ragazzi! Con quegli strumenti musicali bellissimi, la chitarra Alessandro Castagnino che ha vinto la 10K, l'ha vinta perché doveva andare di corsa, e stanno entrando sull'anello finale i due capolista della mezza maratona. Prepariamoci ad accoglierli perché è una volata entusiasmante, sono divisi da pochissimi secondi. Patrick Francia in questo momento ha un leggerissimo vantaggio su Julien Guédon. Abbiamo già lo striscione d'arrivo pronto, sono distanziati di una quindicina di metri, scusate. Quindi una gara risolta veramente all'ultima curva, perché quando sono passati dietro di noi erano insieme.
ecco imboccare l'ultima curva da parte del vincitore. Meno di 100 metri per lui, si volta, controlla, guarda il vantaggio che è riuscito a conquistare e con il pettorale 352 Patrick Francia vince la mezza maratona Run for the Waves 2024, seguito da Julien Guédon, distanziato di pochissimi secondi. Bellissimo questo arrivo, complimenti a questi due grandi campioni che hanno onorato questa gara e che ora si salutano e si abbracciano sportivamente. Patrick ha chiuso con un tempo finale di 1 ora 10 primi e 56 secondi, Julien 1 ora 11 primi e 3 secondi, quindi una prestazione di entrambi di altissimo livello. Hanno abbassato ancora il tempo dello scorso anno con cui Julien superiore all'ora e 12 minuti. Gara risolta veramente negli ultimi metri con questo sprint finale, un allungo di Patrick che già quando è passato alle nostre spalle era davanti al suo diretto concorrente, seppur distanziato solo di un paio di metri, e alla fine tutto si è risolto con un allungo finale all'ingresso del campo d'atletica in questo giro finale, gli ultimi 300 metri fino alla linea del traguardo. Lo facciamo un applauso a questi due campioni che hanno onorato la nostra mezza maratona con un grandissimo tempo. Patrick ha vinto con un tempo inferiore all'ora e 11 primi, quindi una grande prestazione. Le fotografie di rito. Eccoci qui, altra foto. Ragazzi, allora, una grande gara. Sofferta, ma alla fine l'avevo terminata. Pensavo che mi potesse sorpassare, ma ho tenuto botta fino all'ultimo e ho fatto un bel tempo anche abbastanza e sono ancora orgoglioso, grazie. Hai allungato proprio agli ultimissimi metri, insomma. Non ce la facevo più proprio lì nella curva lì e ci ho dato tutto, Julien, una grande gara fatta in coppia, insomma avete aperto tutta questa mezza maratona lungo tutti i 21 km. Sì, è stato molto difficile. Ho dato troppo, ho fatto accelerazione, poi alla fine ho pagato. Sono contento per me. Vi siete divertiti? Sì, sì. Alla grande un applauso a Patrick Francia e Julien Guédon, primo e secondo della Run for the Waves 2024. Terzo assoluto con il pettorale numero 300, sta per tagliare il traguardo Carlo Cangiano e il suo tempo finale è di 1 ora 15 primi e 6 secondi. Carlo, dove scappi? Dove scappi? Dove scappi? Cosa hai? Mica fiatone. Allora in partenza, quando stavamo per partire, eri già lì e poi sei andato. E di mezzo ci sono stati 21 km belli, impegnativi, su un percorso meraviglioso, perché davvero questo è la fine del mondo. Te lo dico da ligure, quindi con orgoglio, veramente è uno dei percorsi più belli che abbia mai visto, mai percorso. Quindi sei sempre dei nostri, insomma. Finché le gambe reggono ci proviamo, dai. Signore e signori, Carlo Cangiano, terzo assoluto della mezza maratona Run for the Waves 2024. Vediamo un gruppo di, non lo so, camerieri, cosa sono? C'ha la camicia, uno al gilet, al pettorale in tasca, ma qui c'è un'autogestione in questo momento. Non si capisce niente qui. Un gruppo goliardico, lo chiamiamo così. Mentre attenzione, perché sta arrivando un atleta che tutti conosciamo con il pettorale 1295, è una giovane promessa. Remo Stratis, grande Remo, sempre al traguardo, imbattibile, non ricordiamo le sue primavere.
intanto sta arrivando il quarto assoluto della mezza maratona. Subito dopo procederemo con la premiazione della Family. Quindi accogliamo anche con un applauso il quarto assoluto con il pettorale numero 331, taglia in questo momento il traguardo Umberto Torretto. Suo tempo finale 1 ora 18 primi e 41 secondi. Intanto questo gruppo che è arrivato non si ferma più, va sul palco, esulta. Il pettorale 196, il quinto assoluto, lui è Antonio Colombo, 1 ora 20 primi 34 secondi. Attenzione che arriva il sesto assoluto, sesto e settimo distanziati di pochissimo. Con il pettorale 394 si classifica al sesto posto Luca Colombi, Pro San Pietro Sanremo, atleta di casa, sesto posto per lui. E a poca distanza una canotta del club Marathon Imperia, Andrea Battiston, 1 ora 21 primi e 22 secondi. E abbiamo anche l'ottavo, Luigi Manini, Atletica Fossano, 1 ora 21 e 30, ottavo assoluto. Intanto sta arrivando il nono e decimo atleta con il pettorale 205 in nona posizione. Roberto Parodi 1:22:10, seguito al decimo posto da Clement de Carnet 1:22:16. Ed eccola Giulia Sommi con il pettorale numero 1, vince la mezza maratona di Sanremo, la nostra campionessa, con il tempo finale di 1 ora 22 primi e 31 secondi. Seguita da Filippo Ruffino in 12ª posizione, quindi vittoria di Giulia Sommi, la nostra campionessa italiana 2022. E abbiamo anche al secondo posto Laura Restagno dell'Atletica Mondovì, 1:22:47 per lei. Giulia e Laura, venite qui, vi vogliamo qua. Giulia, Laura. Ed eccole qua, intanto le foto di rito. Giulia Sommi, campionessa italiana di maratona nel 2022, medaglia di bronzo quest'anno, che ci ha onorato della sua presenza con questa grandissima vittoria. Il tempo su 1 ora e 20 primi, prima ve l'ho detto più preciso, direi 27 secondi. Le facciamo un attimo riprendere. Oggi è una giornata non troppo soleggiata ma un po' umida. Giulia. Invece Laura mi ha fatto fare un bel allenamento, grazie. Colpa sua? Sì, ho detto qua mi stanga la febbre, adesso cado, però ci voleva. Senti, tu conoscevi già questo percorso, hai già gareggiato qui da noi, come ti è sembrato? L'ho capito di più perché era la mia seconda mezza maratona quando l'ho fatto qua nel 2018, quindi ero morta, ero proprio, mi ricordo che mi ha tirato Roberto e mi ha portato all'arrivo, quindi oggi l'ho vissuta meglio. Ti lasciamo riposare. Giulia Sommi, campionessa italiana di maratona, prima oggi nella mezza maratona di Sanremo, complimenti. Qui, là, adesso, ha detto che l'hai fatta correre. Ci ho provato, sì. Io ho fatto il personale comunque, lei sicuramente è straforte, quindi sono contenta comunque di averla fatta correre forte, dai. Senti, come ti è sembrato il percorso? Ti è piaciuto? Beh, l'avevo già corso qui a Sanremo a dicembre e mi sono divertita, sono contenta, grazie. Complimenti a queste protagoniste, per loro un grande applauso, prima e seconda della Run for the Waves 2024. Allora intanto sono proseguiti gli arrivi. Al 14° posto abbiamo avuto Gabriele Triverio in 1:24:03, seguito da Luca Girau, 24:58 per Luca. Al 15° posto
E attenzione che adesso andiamo anche a completare un altro podio. E allora prepariamoci ad accogliere con un applauso il pettorale 380, terzo posto finale in classifica femminile per Bianca Frasso, 1 ora 26 primi e 2 secondi. Bianca che non si è fermata, è andata ancora oltre. Bianca, quindi farà 21 km e 200 metri alla fine di corsa. Allora, non sei stanca per niente? Insomma, un pochino sì. Com'è andata? Bene, è la mia prima gara, quindi... Prima gara? Sì. In assoluto? Hai scelto Sanremo, perché? Ho scelto Sanremo perché no? Why not? Bella risposta, perché no? Signori, alla prima gara è arrivata terza alla mezza maratona, si merita un grande applauso, complimenti, ci vediamo dopo alla premiazione. E quindi abbiamo completato i 2 podi maschile e femminile. Ce l'abbiamo tutti e 6? Allora procediamo con la premiazione della Family. Intanto sul traguardo Andrea Grati e Gianluigi Padovano, 20° e 21° assoluti, 1,27 e 43, il loro pari merito. Sono già lì? No, mi fate dei segni così, non capisco niente. Uomini? 3 ragazzi e 3 ragazze ci sono? Allora, terzo ragazzo e terza ragazza della Family? Ok, li chiamo di nuovo. Si devono avvicinare al palco Elena Del Vecchio e Sebastian Garziano. Se si avvicinano al podio per la premiazione della Family Run, loro saranno premiati come terzi, Elena Del Vecchio e Sebastian Garziano, perché abbiamo gli altri ragazzi che si sono classificati. Intanto sono proseguiti Pierluigi Di Benedetto, Xavier Pauriol, Vincenzo Grassi, Thomas Arduino, Remy Duvel, Leonardo Bava, Clement Tarico, Lorenzo Michelis e Leonardo Baldi. In questo momento Leonardo è 30°, quindi la top 30, 29-20 è completata. Pettorale numero 53, arriva in questo momento al quarto posto Elisa Viora, 30 e 07, seguita da Fabrizio Romeo, Pro San Pietro Sanremo, 33°, il suo tempo 1:30 e 13. Bravo. Lui sì che è forte, vieni con te, questo è il primo. Altri papà che coba, basta sti papà. Attenzione, uno sprint finale tra l'81 e il 264. L'81 che la spunta, lui è Marco Massetti, seguito da Ivano Francesco Rivolta, rispettivamente 34° e 35° assoluto. Carlo Audone, 1:30,53 che gli vale la 36ª piazza, seguito da Michele Calcagno, Golfo Dianese, Ultra Runners, 1:31 e 02. Procediamo con la premiazione? Allora, femminile, chiamiamo le prime 3 bimbe che si sono classificate nella Family Run. Al terzo posto Elena Del Vecchio. Arriva la zia che si prenderà la balena, simbolo della Run for the Ways. Al secondo posto Ilaria Ciuppa. Eccola Ilaria, anche per lei il trofeo della Family Run for the Ways 2024 e la nostra balena. E vince la Family Run for the Ways 2024 con il tempo finale di 15 primi e 40 secondi Greta Pedemonte.
Facciamo tutti un applauso a questi bimbi che sono il nostro futuro, con la zia che si smonta. Sui trofei per i fotografi. Bella di papà! Intanto Francesco Piera arriva 44esimo con il tempo di 1:32:42. E una canotta della Natural Team Valle Argentina perché lui è Roberto Celia. Allora andiamo alla classifica maschile della Family Run. Al terzo posto Sebastian Garziano. 304. 248. C'è Sebastian che l'abbiamo chiamato prima. Procediamo con il secondo posto di Teo Castellar, dunque Estrada. Ecco Teo, un applauso a Teo, secondo posto. E andiamo alla vittoria, ricordiamo che eravamo per i Under 16, conquista la vittoria della Family Run 2024 con il tempo finale di 12 minuti e 32 secondi, Nicolò Romeo. Sono anche troppo bello, ma Ed ecco il nostro podio maschile della Family Run. Intanto Luca Fagioli e Piero Dell'Augenti, un'ora 34 e 5 primi, si classificano rispettivamente al 53esimo e 54esimo posto finale. Ricordiamo che la cerimonia di premiazione della mezza maratona e della maratona ci sarà tra un quarto d'ora circa, alle 20:45. Avremo poi le autorità che ci raggiungeranno. Che piano piano si avvicinino al podio. Intanto Giovanni Pietro Leonardo, Interforze Torino, arriva davanti ad Alessandro Albiero, Giovanni Cazzaniga. Siamo al 58esimo posto e con questi due atleti Willy Goielle, Nello, Comenna, abbiamo completato i primi 60 posti. Il tempo di Nello è stato di 1 ora 35 primi e 34 secondi. Claudio Brivio 1:35:51 il suo tempo finale, 61esimo assoluto, 12esimo di categoria. Runway Milano ASD e la sua società. 321, 44, 140. Ecco altri atleti qui sul traguardo. Lui è Marcello Fabri, seguito da Filippo Colombo e Gabriele Claut. Va a porre dalla 62esima alla 64esima piazza con il tempo di poco superiore all'ora e 36 primi. Uno sprint finale rettilineo vinto da Roberto Danca, seguito a breve distanza da Romain Blanc. Anche qui abbiamo uno sprint con il Club Marathon Imperia che riesce a sopravanzare Pier Cristiani, Gabriele Di Matteo. E abbiamo anche la quinta donna, Cristina Piri, 1 ora 36 primi, 55 secondi sul tempo. Un secondo Mazzotti. bella, bella. E anche per Cristina i fiori di Sanremo. 14, 223, 222, 2. 14, Poi abbiamo altri arrivi, 2, tra cui la sesta e la settima donna. Sono arrivati intanto poco fa Marco Di Roma, poi Carolina Gatti e Sara Armento, rispettivamente sesta e settima donna, seguiti da Pietro Paschino, Alessandro Pizzi e Roberto Rizzo. Alessandro Pizzi, uno dei protagonisti della Social Reality for the Ways, chiude con il tempo finale di 1 ora 37 primi e 51 secondi.
Clement Postel 1:38,20 il suo tempo, che gli manca la 77esima posizione finale. Tanto una canotta gialla fosforescente, quando tra poco procederemo con la premiazione. Abbiamo anche il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ci ha raggiunto. Matteo Gagino, Clement Regali, Domenico Masino. Il tempo di Masino è 1:38,49, 79esima posizione. E qua abbiamo degli arrivi veramente a grupponi. Allora tra poco procederemo con la premiazione intanto della 10K, quindi chiedo a Joliero, Nunnari di avvicinarsi al podio insieme a Tornielli, Bontemps e Castagnino. Questi saranno gli atleti che andranno a comporre i due podi maschile e femminile della 10K. Intanto un'altra canotta del Club Marathon Imperia con a grida finale chiude Armando Cosenza 1:40 primi e 26 secondi il suo tempo finale, 90esimo assoluto, non di categoria. Avremo la cerimonia di premiazione della 10K e poi della mezza maratona. A seguire ricordo che per la mezza maratona, essendo FIDAL, ci sarà anche la premiazione di categoria non cumulabile, quindi i primi tre assoluti non saranno all'interno delle classifiche di categoria, come ovviamente da regolamento. Intanto con il 254 arriva sul traguardo Salvatore Caruso 1:41 e 33. 350, 192, 350, 47. Ed ecco che si presenta sul traguardo l'11ª donna, Bianca Gromella al 9° posto, Claudia Fossa al 10°, in questo momento Lucia Reggio, Torino Road Runners, la sua società, il suo tempo 1:42 e 21. Intanto chiedo al presidente Alessandro Piana se mi può raggiungere. Vieni. Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria, che ci onora della sua presenza. 765 atleti al via oggi tra mezza maratona, 10 km e family run. Beh, complimenti intanto, complimenti per l'iniziativa, complimenti agli organizzatori, perché non è semplice portare così tanti atleti qua a Sanremo e soprattutto contribuire a diciamo così, rendere sempre più completa l'estate in Liguria. Non è soltanto un divertimento per chi ci raggiunge, ma è anche un divertimento per i residenti, no? Poter vedere una performance di questo tipo. E ho visto veramente sono atleti anche molto in forma, quindi non è una gara per tutti, ma è una gara sicuramente impegnativa e che comunque ha anche la sua componente per le famiglie e per gli hobbisti e quant'altro. Quindi bravi, poi l'iniziativa è lodevole, perché comunque conosciamo bene dove vanno poi impegnati questi fondi, queste risorse per uno scopo nobile. La Liguria è il
santuario dei cetacei del Mediterraneo, quindi è un qualcosa di esclusivo che abbiamo solo noi. Tra l'altro gli atleti hanno percorso questa pista ciclopedonale che è veramente un gioiello, molti i comuni attraversati, molti atleti ovviamente vengono da tutte le parti d'Italia ma anche dall'estero, quindi lo sport come motore traino turistico per il nostro territorio. Sì, diciamo che qualsiasi evento si faccia in Liguria, che sia legato alla cultura, al teatro, allo sport, al divertimento, è sempre un'attrattiva, è sempre un qualcosa di inclusivo, poi quando si viene in Liguria ci si ritorna sempre volentieri, quindi, e questa pista d'atletica fa venire voglia di correre, noi non siamo avida, tu magari sì, ma io non sono così allenato, quindi dovrei cominciare piano piano. A dicembre ci vedremo in gara, allora siamo pronti per la cerimonia di premiazione, grazie, avviciniamoci tutti al podio. Alessandro Zunino, delegato del CONI di Imperia, anche da parte sua un saluto. Eccoci qui. Allora abbiamo avuto una gara, come dicevamo, con Presidente Piana, 765 atleti, un livello molto alto perché la vittoria è stata al di sotto dell'ora e 11 minuti di gara, quindi un livello tecnico molto importante. La vittoria femminile di Giulia Sommi, campionessa italiana 2022 di maratona, presente qui a Sanremo. Grazie dell'invito, buonasera a tutti, è sempre un piacere venire qui alla Run of the Wales e devo dire che sono molto contento perché la nostra provincia, io ci tengo sempre a ricordarlo, noi siamo una terra di confine ma raggiungiamo risultati assolutamente meritevoli. Devo dire che Imperia si sta affermando a livello di atletica leggera con il loro campo e invece Sanremo sia con la mezza maratona sia con la maratona sono ormai un classico molto partecipato, come detto dal conduttore. Buonasera alle altre autorità, all'organizzatore che mi è apparso alle spalle, Igor Barnero. Stavo dicendo che ormai è un classico, come ci diceva Federico Marchi, c'era anche la campionessa italiana, per cui sono veramente contento che Sanremo si stia fermando a livello nazionale sulle gare di lunga durata, sulla endurance e quindi come detto sulla mezza maratona e sulla maratona. Aspettiamo le premiazioni che succederanno agli ultimi arrivati, anzi a quelli che ancora devono arrivare, perché non c'è neanche un ultimo in questa manifestazione. Grazie al CONI, Comitato Olimpico sempre vicino alle nostre gare, l'assessore del Comune di Sanremo, l'assessore Olmea, non può fare neanche ciao ai partecipanti. Benvenuto a tutti quelli che hanno partecipato, a chi ha vinto, a chi invece si è divertito. Mi auguro che sia stata una bella giornata per tutti, grazie agli organizzatori, saluto il vicepresidente di regione, saluto, scusa non mi ricordo il nome, Tony, Alessandro e insomma adesso facciamo la premiazione. Igor Barnero, comitato organizzatore Sanremo Marathon, così poi diamo il via alla cerimonia. Il Run for the Wales nasce da un'idea di Istituto Tetis e Comitato Sanremo. Nasce per celebrare il santuario dei cetacei e la protezione delle balene e dei delfini che popolano il santuario. Noi onoriamo il popolo del mare correndo lungo la costa e rispettando la natura, rispettando l'ambiente, cercando di fare una gara ogni anno sempre più sostenibile e vi ringraziamo di essere venuti così tanti. Ogni anno stabiliamo un record nuovo e il prossimo record lo aspettiamo per la Sanremo Marathon 1° dicembre con tutte le distanze, 42 km ufficiale, 21 km ufficiale, la 10 km aperta a tutti e di nuovo la Family Run, che è l'evento che sta sempre in più crescendo perché sempre in più le famiglie partecipano ai nostri eventi e per noi è molto importante anche perché è la festa quella che interessa Sanremo Marathon e i record vengono attraverso il vostro divertimento. Grazie. Magda Sabatino, un'altra dei protagonisti del social reality Sanremo Marathon, arriva in lacrime di gioia e allora prego le autorità di avvicinarsi al podio perché procediamo subito con la cerimonia di premiazione, prima con la 10K e poi con la mezza maratona, quindi invito anche tutti gli atleti, i 3 uomini e 3 donne dei rispettivi podi, di avvicinarsi al palco per la premiazione finale. Iniziamo con la 10K, quando mi danno l'ok,
Scusa, parte di bordo palco. 87. Poi questa 149. Questa 87. No, vai giù. Brava Crini, grande! 232. 149 donne. Appena Marina gli darà l'ok sui 3 uomini e 3 donne della 10, ci sono tutti, le autorità sono arrivate vicino al palco. Ma Luca, che cazzo fai? Non è tua moglie che arriva. Era ancora solo dopo sono passato. E allora iniziamo con la classifica femminile. A premiare il terzo posto il delegato del CONI di Imperia Alessandro Giulino. Al terzo posto della classifica femminile della 10K con il tempo finale di 42 primi e 44 secondi Matilde Jolie. Il presidente Piana a premiare la seconda classificata in campo femminile che con il tempo di 41 primi e 54 secondi è Laila Hero. Alessandro anche questo. I trofei e i fiori di Sanremo. L'assessore Ornea a premiare la vincitrice della 10K con il tempo finale di 40 primi e 45 secondi vince la 10K della Run for the Waves 2024 Silvia Donnari. Il podio femminile della 10K, ancora un applauso per queste grandi protagoniste che hanno lavorato questi 10 km lungo la pista del palco costiero del Ponente Ligure. Grazie. Bravo. E siamo ora alla classifica maschile. L'assessore Ornea a premiare il terzo uomo con il tempo di 36 primi e 4 secondi si è classificato Giovanni Tornielli. Al secondo posto a premiare il delegato del CONI Giulino con il tempo finale di 35 primi e 26 secondi Michael Potters. È il mio amico, Bene, allora, qui va la bottiglia. E ora il presidente della regione Liguria, Alessandro Piana, premia il vincitore della 10K Run for the Waves 2024 con il tempo finale di 34 primi 09, da poco classificato secondo al campionato italiano Master e già vestito di tutto punto perché tra poco salirà sul palco a suonare con la sua chitarra e il suo gruppo, vince Alessandro Castagnino. Vabbè, giocava in casa, era più facile. Ed ecco il podio maschile, complimenti ragazzi. Katia Bassi, 43esima donna, seguita da Lorena Inglese e Giuliana Melchiorre. E allora tra poco avremo la premiazione della mezza maratona, quindi prego i 6 atleti, 3 uomini e 3 donne, che si sono classificati ai primi 3 posti assoluti, di avvicinarsi al palco, perché tra poco avremo la cerimonia di premiazione. Ricordo che alle 21:30 circa inizierà anche un concerto di musica dal vivo al centro del nostro campo. E nella Manara taglia al traguardo senza scatto. Senza scatto. Faceva caldo. Dai che è una di notte! L'ultimo pezzo!
Intanto sul traguardo si sono già presentati tutti gli atleti del social reality che proseguirà questo nostro progetto con atleti che vengono seguiti per alcuni mesi da un mental coach, da un nutrizionista, da un fisioterapista, da un allenatore, e vivremo come sempre sui nostri social Facebook e Instagram il loro percorso di avvicinamento. Prossimamente lanceremo le candidature per partecipare al social reality Sanremo Marathon del 1° dicembre. Come detto, 765 atleti al via nelle 3 gare. Allora, io ho già le classifiche pronte dei 2 podi della mezza maratona. Ci sono tutti gli atleti. Quindi tra poco si presenteranno Carlo Cangiano, Julien Guedon, Patrick Francia, Bianca Frasso, Laura Restagno e Giulia Sommi. Questi sono i 6 atleti che saranno premiati, quindi appena mi danno l'ok da bordo delle trombette anche qui sul traguardo, accade di tutto. Quindi ricordiamo tra poco, se si presentano sotto il palco, Cangiano, Guedon, Francia, Frasso, Restagno e Sommi. Allora Magda Sabatino, molto emozionata qua vicino a me, quindi la facciamo emozionare ancora di più, una dei protagonisti del social reality, non so se continui a piangere dall'emozione. Sì, non continuo a piangere, non riesco a rimettermi. Ho battuto il mio record, per cui sono troppo contenta. Quanto hai fatto? 1,50 credo. 340. Quindi il social reality funziona. 278. Grazie e complimenti per il tuo entusiasmo e la tua gioia. Un po' di ristoro e ci vediamo dopo. Allora, iniziamo con la premiazione della mezza maratona. Iniziamo dalla classifica femminile. Il presidente Alessandro Piana a premiare la terza classificata, che con il tempo di 1 ora 26 primi e 2 secondi è Bianca Frasco. Ed ecco la terza classificata della Half Marathon Run for the Wales 2024, Bianca Frasco, salire sul palco, premiata dal presidente Piana, i fiori di Sanremo per lei. Il giovane Alessandro Giulino a premiare la seconda classificata, intanto una sorridente Roberta Zanettin, 2 ore primi e 51 secondi, intanto il quarto e dicevi i fiori di Sanremo. 11.144. Margherita Bertossi, 20508, 71esima donna, 27esima in categoria, 285esima assoluta, seguita a breve distanza da Sofì, 20519. Così. Io già oggi ho sparato, fatto abbastanza. Bel momento. Giovanna mi fa. Non Marina, so se funziona, speriamo. categorie i primi 3, giusto? Io non i con 5. il backup, perché il passatino fa Primi 3 o 5? Che vergogna. Ci siamo? Allora procediamo con la premiazione della classifica maschile della mezza maratona.
il delegato del CONI Imperia Alessandro Zunino a premiare il terzo classificato che con il tempo di 1 ora 15 primi e 6 secondi è Carlo Cangiano. Per un protagonista più volte sulle nostre strade. L'assessore Ormina a premiare il secondo classificato che con il tempo finale di 1 ora 11 primi e 3 secondi, già vincitore lo scorso anno, sale sul secondo gradino del podio Julien Guédon. Prego che sale con la nota celebrativa di questo. Carlo, che dopo giù i fiori, che ti non ce la faccio. E ora il presidente all'interno della regione Liguria, Alessandro Piana, alla premiazione del vincitore voluto della mezza Run for the Ways 2024. Dopo un finale avvincente risolto solo negli ultimi 300 metri nel giro di pista finale con un grande allungo, con il tempo finale di 1 ora 10 primi e 56 secondi vince la Run for the Ways 2024 Patrick Francia. Ed eccolo il nostro podio con Cangiano, Julien Guédon, Patrick Francia, primi 3 classificati assoluti della Run for the Ways 2024, con un risultato tecnico importante, la vittoria al di sotto di 2 ore e 11 minuti di gara. Ancora per loro un grande applauso per aver onorato questa manifestazione. Proprio pubblico, ricordiamo tra pochissimo il via del concerto Lost in Blues, musica dal vivo qui al campo d'atletica di Piano di Poma. Intanto Giorgio Menegazzo, Atletica Vicentina, arriva a 299esimo, il suo tempo finale 2:09 e 38. Abbiamo 2 atleti ora che si stanno avvicinando sulla linea del traguardo, arrivano mano nella mano, poi sarà il photo finish a stabilire chi è davanti. Il photo finish dice che ha vinto Stefania Ricci in questa sprint finale davanti Enrico Biancheri, 2 ore 10 e 2 secondi il loro tempo. Giacomo Cagnoli seguito da Massimo Pira. Micali 10:24 e adesso abbiamo 3 ragazze mano nella mano, guardate che bellezza, loro sono Margherita Castiglioni, Giulia Gimberti, Viola Martucci, 2 ore 10 e 37 il loro crono finale. Sta concludendo la sua mezza maratona, ultimi metri per Roberta Gallo, 2 ore 11 primi e 35 secondi il suo crono finale. Ricordiamo che intanto i risultati live li potete vedere su podismo.ficr.it. Abbiamo anche il a questo indirizzo potete trovare i risultati in tempo reale. Intanto da pochissimo sono giunti Matteo Berruero, Francesco Saretto e Augusto Kosovic qui al campo di atletica di Sanremo. Jenny Bogia Lozano, 2:13:36 il suo crono, e con il numero 99
con il telefono acceso, Graziella Saccinto, perché è pronta a fare un video, a braccia alzate per Giampaolo Rossi, 2 ore 13 primi 55 secondi, il tempo di Giampaolo. Ed ecco che taglia in questo momento Vita Mazzotta, 2 ore 15 primi e 46 secondi. Vediamo un'altra atleta negli ultimi 100 metri di gara. Altri atleti che intanto passano alle nostre spalle, già esultanti perché vedono un traguardo e la soddisfazione di giungere qui sotto la linea finale della Run for the Wales, così come il numero 51 Antonia Herzog, atleta del Belgio, 2 ore 16 primi e 24 secondi. Una gara quindi internazionale, abbiamo tanti amici giunti da oltre confine. E ora un terzetto, ultimi metri anche per loro. Gli ultimi metri di una gara sono sempre quelli più belli e si vede anche dalla azione di Lorena Pelucchi, seguita da Carol Nicolai e Marco Dario Lanzetta. E qui la 169 felicissima, abbracciate, arriva Tatiana Flambà, eccola, il suo tempo è di 2:17 primi e 5 secondi, 90esima donna. La medaglia e i fiori di Sanremo per lei. Sara Alberti sul traguardo, 2 ore 20 primi e 51 secondi il suo crono finale. Intanto io richiamo e ti spiego. Anna Amoretti al primo posto di categoria, Sara Armento. Al secondo posto Cristina Fini, vince la categoria F35 Elisa Di. Sara Armento, la vincitrice, senior, seconda classificata Anna Moretti. Amoretti, seconda classificata della categoria senior femminile. Eccola! Ecco Anna salire sul palco. Complimenti. Una posizione extra. Intanto Linda Dogliani giunge in questo istante con 2 ore 36 e 40 secondi il suo tempo finale. E la vincitrice invece della F55, Claudia Fossa. Ecco Claudia, quindi abbiamo questo bellissimo podio F55, terzo posto Simona Negrotti, secondo Cristina Palesi, primo posto Claudia Fossa. Il numero 52 taglia al traguardo, lui è Alberto Coglio, 2 ore 37:21 il suo tempo finale. Eccolo che sale sul podio, terzo classificato M35. Laura Maggi taglia in questo momento il traguardo con il tempo di 2:40 e 23 prima della F70. La mandiamo allora subito alla premiazione. Laura sul podio.
subito premiato. Ha appena tagliato il traguardo e premiamo come prima della F70 Laura Maggi. Neanche il tempo di fiatare ed è già sul podio con i fiori di Sanremo, premiata dall'assessore Armia. Intanto Carlo Mercatelli, secondo classificato della M60, è arrivato in zona premiazione. Allora Carlo sale sul podio per ricevere il suo premio, secondo classificato nella M60. Dai Carlo, 6 metri, intanto siamo alla M65, al terzo posto Bruno Piazza. Al secondo posto di categoria Sergio Frigerio. Primo posto nella categoria M65 Claudio Pesce. Ed ecco questi ragazzi, Claudio Pesce, Sergio Frigerio, Bruno Piazza. Quindi Vita Mazzotta vince la categoria F65, al secondo posto Patrizia Negri, al terzo posto Alba Rosa Fiori. Visto che l'attesa meritava, Atleti sul traguardo che stanno arrivando in questo istante, mano nella mano. Anna Maria Nota e Giuseppina Trucco, e devono andare subito sul podio perché saranno premiate come ultime. Allora, Giuseppina Trucco, terza classificata nella F60, e Anna Maria Nota, prima classificata nella F75. Subito sul podio, neanche il tempo di fiatare, e vanno a conquistare il loro meritato premio. Guardate Alessandro Zunino del CONI di Imperia come le accoglie. Giuseppina Trucco, terza classificata F60, Anna Maria Nota, prima classificata F75. Salite insieme sul podio. Guarda, 10 minuti per essere che dal cuore sale, sale, sale. Signori e signori, Alessandro Castagnino, go! Come on, baby!
Thank you.